Pace e bene, un saluto a voi presenti e a quanti da casa si uniscono alla celebrazione di questa Eucaristia presso il santuario di San Leopoldo a Padova. Iniziamo la Santa Messa con il canto Cristo risorge al numero 131. Cristo risorge, Cristo trionfa, alleluia. Al Re immortale dei secoli eterni, al Signor della vita che vince la morte, risuoni perenne la lode e la gloria. Cristo risorge, Cristo trionfa, alleluia. All'agnello immolato che salva le genti, al Cristo risorto che sale nei cieli, risuoni perenne la lode e la gloria. Cristo risorge, Cristo trionfa, alleluia. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo, il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Il calendario liturgico propone in maniera libera la memoria di alcuni santi, ad esempio oggi San Giorgio, e accanto a lui anche il ricordo di un'umile suora trappista originaria della Sardegna che visse a Roma, la beata Maria Gabriella Sagheddu. Visse nella prima metà del secolo scorso, contemporanea di padre Leopoldo, di cui condivise la passione ecumenica. Nel giorno in cui offrì la propria vita per l'unità dei cristiani, si manifestò nel suo corpo, fino ad allora sanissimo, la tubercolosi che la condusse alla morte, all'età di 25 anni nel 1939. Tra i libri di padre Leopoldo è stata trovata una piccola mini biografia di questa che poi sarebbe stata proclamata beata. Il padre Leopoldo era a conoscenza di questa giovane donna che offrì la sua vita per l'ideale ecumenico. Interceda anche per tutti noi la passione e l'impegno per l'unità dei cristiani. All'inizio di questa Eucaristia, ancora una volta riconosciamoci peccatori, bisognosi di essere perdonati dal Signore. Signore che sei l'eterno sacerdote della nuova alleanza, Kyrie eleison. Cristo che ci edifichi come pietre vive in Tempio Santo di Dio, Christe eleison. Signore che ci fai concittadini dei santi nel regno dei cieli, Kyrie eleison. Dio onnipotente e misericordioso abbia compassione di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Dio onnipotente, che ci dai la grazia di celebrare il mistero della risurrezione del tuo Figlio, concedi a noi di testimoniare con la vita la gioia di essere salvati. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni, quelli che si erano dispersi a causa della persecuzione scoppiata a motivo di Stefano erano arrivati fino alla Fenicia, a Cipro e ad Antiochia
e non proclamavano la parola a nessuno, fuorché ai Giudei. Ma alcuni di loro, gente di Cipro e di Cirene, giunti ad Antiochia, cominciarono a parlare anche ai greci, annunciando che Gesù è il Signore. E la mano del Signore era con loro, e così un gran numero credette e si convertì al Signore. Questa notizia giunse agli orecchi della Chiesa di Gerusalemme e mandarono Barnaba ad Antiochia. Quando questi giunse e vide la grazia di Dio, si rallegrò ed esortava tutti a restare con cuore risoluto fedeli al Signore, da uomo virtuoso qual era e pieno di Spirito Santo e di fede, e una folla considerevole fu aggiunta al Signore. Barnaba poi partì alla volta di Tarso per cercare Saulo. Lo trovò e lo condusse ad Antiochia. Rimasero insieme un anno intero in quella chiesa e istruirono molta gente. Ad Antiochia per la prima volta i discepoli furono chiamati cristiani. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Genti tutte, lodate il Signore. Genti tutte, lodate il Signore. Sui monti santi egli l'ha fondata, il Signore ama le porte di Sion, più di tutte le dimore di Giacobbe. Di te si dicono cose gloriose, città di Dio. Genti tutti, lodate il Signore. Iscriverò Raab e Babilonia fra quelli che mi riconoscono. Ecco Filistea, Tiro ed Etiopia, là costui è nato, si dirà di Sion. L'uno e l'altro in essa sono nati, e lui, l'Altissimo, la mantiene salda. Genti tutte, lodate il Signore. Il Signore registrerà nel libro dei popoli, là costui è nato, e danzando canteranno, sono in te tutte le mie sorgenti. Genti tutte, lodate il Signore. Alleluia, alleluia, al Signore dei cieli. Alleluia, alleluia, al Signore dei cieli. Le mie pecore ascoltano la mia voce, dice il Signore, e io le conosco ed esse mi seguono. Alleluia, alleluia, al Signore dei cieli. Alleluia, alleluia, al Signore dei cieli. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Ricorreva in quei giorni a Gerusalemme la festa della dedicazione. Era inverno. Gesù camminava nel Tempio, nel portico di Salomone. Allora i giudei gli si fecero attorno e gli dicevano: «Fino a quando ci terrai nell'incertezza? Se tu sei il Cristo, dillo a noi apertamente». Gesù rispose loro: «Ve l'ho detto e non credete. Le opere che io compio nel nome del Padre mio, queste danno testimonianza di me. Ma voi non credete perché non fate parte delle mie pecore. Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno, e nessuno le strapperà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti e nessuno può strapparle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola». Parola del Signore. La preghiera di colletta, la preghiera che
presentiamo al Signore all'inizio della Santa Messa, a nome nostro, dei presenti, ma una preghiera universale che facciamo a nome di tutte le persone che si uniscono alla nostra preghiera, abbiamo chiesto di poter vivere nella gioia, una gioia che proviene dalla consapevolezza di essere salvati, la gioia della Pasqua. È chiaro che nonostante questa realtà intima e profonda, tutti noi sperimentiamo le conseguenze del male, le sofferenze a livello personale, ma ci facciamo carico anche delle grandi realtà del male, delle difficoltà, delle pene della vita che ci sono in tanti nostri fratelli e sorelle sparsi nel mondo intero. E tuttavia ci viene detto, e lo sappiamo, lo sperimentiamo anche noi, che il Signore Gesù è vicino a noi, perché è morto per noi, perché è risorto per noi e ci accompagna nel cammino della vita. La pagina degli Atti degli Apostoli, che abbiamo appena ascoltato, ci ha parlato della dispersione dei credenti causata dalla persecuzione scatenata in occasione del martirio di Stefano. Si è trattato di un evento atroce, è stato messo a morte un innocente soltanto perché si proclamava discepolo di quel Gesù che si diceva figlio di Dio. Fu un atto di grave violenza e tuttavia fu uno degli atti più provvidenziali nella vita della Chiesa primitiva, perché dopo la morte di Stefano il Vangelo fu annunciato anche al di fuori della Palestina, nelle regioni pagane della Fenicia, di Cipro e di Antiochia, in Siria, la terza metropoli dell'impero romano dopo Roma e Alessandria d'Egitto. E il Vangelo venne predicato con numerose conversioni. Proprio ad Antiochia, come abbiamo sentito, i discepoli di Gesù per la prima volta vennero chiamati cristiani, una denominazione che è un programma di vita, discepoli di Gesù, discepoli di Cristo. Si tratta di una notizia di grande interesse, perché il cristianesimo non è una specie di giudaismo o una setta aperta al giudaismo stesso. È una realtà la cui sorgente è Cristo, il Verbo del Padre fatto uomo, l'ultimo e urgente appello del Padre, un richiamo intrascurabile per l'ascolto della nostra esistenza. Chi crede, abbiamo sentito nel Vangelo, sa di trovare posto nelle mani del Padre, dalle quali nessuno può portarci via, può strapparci. Viviamo anche questa giornata con questa consapevolezza, allora, con la gioia profonda che ci viene dalla risurrezione e nello stesso tempo che qualsiasi cosa ci accade, siamo nelle mani del Padre, siamo nel cuore del Padre, in questa realtà dove troviamo senso, significato per la nostra vita, anche per quella di ogni giorno. Il canto d'offertorio al numero 42. Salga da questo altare l'offerta te gradita, dona il pane di vita e il sangue salutare. Nel nome di Cristo uniti, il calice e il pane t'offriamo, per i tuoi doni largiti, te Padre ringraziamo. Salga da questo altare l'offerta te gradita,
Noi siamo il divin frumento e i tralci dell'unica vita, del tuo celeste alimento, son l'anime nutrite. Salga da questo altare l'offerta te gradita, dona il pane di vita e il sangue salutare. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. O Dio, che in questi santi misteri compi l'opera della nostra redenzione, fa che questa celebrazione pasquale sia per noi fonte di perenne letizia. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Offrendo il suo corpo sul legno della croce, diede compimento ai sacrifici antichi e donandosi per la nostra redenzione divenne altare, agnello e sacerdote. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria. Santo, Santo, Santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra il tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati.
Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, la Beata Maria Gabriella Sagheddu e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Claudio, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti, Adamo, Alba e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Che togli i peccati del mondo, abbi pietà. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla presenza, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Il canto di comunione lo troviamo al numero 65. Amatevi, fratelli, come io ho amato voi. Avrete la mia gioia, che nessuno vi toglierà. Avremo la sua gioia, che nessuno ci toglierà. Vivete insieme uniti, come il Padre è unito a me. Avrete la mia vita, se l'amore sarà con voi. Avremo la sua vita, se l'amore sarà con noi. Vi dico queste parole perché abbiate in voi la gioia. Sarete miei amici, se l'amore sarà con voi. Saremo suoi amici, se l'amore sarà con noi. Amatevi, fratelli, come io ho amato voi. Avrete la mia gioia, che nessuno vi toglierà. Avremo la sua gioia, che nessuno ci toglierà. Preghiamo. Esaudisci, o Signore, le nostre preghiere, perché la partecipazione al mistero della redenzione sia per noi aiuto nella vita presente e ci ottenga la gioia eterna. Per Cristo nostro Signore. O Dio, tu manifesti la tua onnipotenza soprattutto nella misericordia e nel perdono, e hai voluto che San Leopoldo ne fosse tuo fedele testimone. Per i suoi meriti concedi a noi di celebrare nel sacramento della riconciliazione la grandezza del tuo amore. Amen. Il Signore sia con voi, vi accompagni e vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Date gloria al Signore con la vostra vita e andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Al numero 162. Dell'aurora tu sorgi più bella, coi tuoi raggi fai lieta la terra, e fra gli astri che il cielo rinserra, non v'è stella più bella di te.
colei quale sono